Le nanoparticelle, a seconda delle loro dimensioni, cambiano colore. Per esempio questo è l'oro. Una particella d'oro dell'ordine nanometro è gialla, poi quando cresce tra 3 e 30 nanometri diventa rossa, poi diventa blu-violetta, mentre l'oro, quello massivo, cioè quello che utilizzate per i gioielli, è giallo. Quindi il colore dipende proprio dalle proprietà della particella. E questo vedremo che sarà fondamentale, che i romani hanno utilizzato proprio questa colorazione casualmente delle nanoparticelle per fare delle opere d'arte notevoli. Però, oltre che diciamo, il colore che dipende dalle dimensioni della particella, dipende anche dalla sua concentrazione. Qui ci sono una serie di bottigliette che contengono delle particelle d'oro. Allora, variandone la concentrazione o variandone la forma, cioè da rettangolare a triangolare e così via, si riesce a modificare il colore del liquido. Il colore che voi vedete è liquido è dovuto alla presenza dell'oro. Quindi essenzialmente voi riuscite a modificare il colore del liquido variando la forma delle particelle d'oro. Questo per esempio ha delle applicazioni interessanti, come poi vedremo. Questi sono dei vetri che contengono delle nanoparticelle di un semiconduttore. Se sono piccole avete un colore blu, se sono dimensioni un po' più grandi diventano rosse. Un'altra grandezza importante è che la temperatura di fusione dell'oro è 1060 gradi, ma se voi avete nella parte sotto delle particelle di dimensioni più piccole, la temperatura di fusione scende da 1064 scende a circa 200, quindi fondono molto più in fretta. Bene, a questo punto nostro Signore a un certo momento decise di occuparsi delle nanotecnologie applicate alle piante e ha creato quelle che sono le foglie dei lotus, che è uno degli esempi più importanti di nanotecnologie in natura. Allora qui vi ho rappresentato due superfici, smooth, cioè una superficie liscia, e una superficie rugosa. Sopra queste superfici si sono messe della polvere. Poi si fa scivolare lungo la superficie in pendenza una goccia d'acqua. Voi vedete che se la superficie è liscia, quella di destra, smooth, non raccoglie le polveri, mentre se la superficie è un po' rugosa, a livello nanometrico, raccoglie la polvere. La superficie delle foglie di loto sono rugose, quindi cos'è che succede? Che quando cade l'acqua, siccome il Signore dice creo le nanotecnologie sulle foglie di lotus, ma crea anche il vento, allora cosa succede? Che cade la goccia d'acqua sulla foglia, il vento la scuote, la goccia d'acqua scivola, siccome la superficie della foglia di lotus è rugosa, la goccia d'acqua raccoglie lo sporco che è depositato sulla foglia di lotus, per cui le foglie di lotus sono sempre pulite. Ecco, questa è la superficie, a destra giù è la superficie della foglia di lotus, che la vedete rugosa a livello nanometrico, e quella è una goccia d'acqua che sta sulla superficie. Quindi sono superfici autopulenti, quindi si chiama effetto lotus. Voi avete nella parte sotto la rappresentazione della rugosità della superficie della foglia di lotus e c'è questo effetto che è notissimo come l'autopulente effetto lotus. Quindi il controllo chimico e morfologico nel senso della rugosità ha queste proprietà autopulenti. Quindi abbiamo due effetti per avere questo effetto, uno è un contributo chimico e uno un contributo geometrico. Il contributo geometrico è quello che vi dà la morfologia della superficie. Il contenuto chimico è alcune molecole che si depositano, cosiddette idrofobiche, sulla superficie. Prima abbiamo fatto per la Benetton uno studio su certi tessuti creando l'effetto lotus su questi tessuti e abbiamo ottenuto tessuti idrorepellenti ad alto livello, tanto che adesso la Benetton pensa di metterli in commercio. La Ballon è una famosa conchiglia che è molto apprezzata dagli americani per il suo contenuto, perché è molto buono. Attenzione che le dimensioni della conchiglia Ballon, vicino c'è una monetina,
voi vedete che è di grandi dimensioni. Bene, la conchiglia è nanotecnologica perché è formata dalle nanoparticelle di carbonio tenute legate con una specie di cera, ovviamente una cera organica, sulla superficie. La rottura di questa conchiglia è estremamente difficile, cioè la presenza di queste nanoparticelle creano una superficie ad alta durezza. Ecco, un altro esempio sono queste cellule magnetospirillum. Sono dei batteri i quali hanno all'interno delle nanoparticelle di magnetite, cioè magnetica, con cui il batterio riesce a muoversi seguendo il campo magnetico, ad esempio a livello d'acqua. Questo batterio si lega al DNA, se entra nel corpo umano va a legarsi col DNA, creando poi dei grossi problemi. Quindi un batterio con nanoparticelle magnetiche, pericoloso, che però riesce ad essere evidenziato come rappresenta di un topo in cui gli è stato iniettato e addormentato, non è morto, cioè un topo addormentato, gli è stato iniettato questo batterio, poi si è misurato il campo magnetico attorno al batterio e si è individuato, sul topo, e si è individuato dove stava il batterio. Quindi in un certo momento il batterio si è fregato perché si riesce a individuare studiando il campo magnetico da lui stesso creato. Questa è un'altra applicazione voluta da Dio, non so perché, insomma, sui batteri. Ecco, un altro importante esempio di nanotecnologie è il gecko. Il gecko è la cozza. Gli americani hanno studiato le proprietà del gecko e della cozza e hanno fatto non un nuovo animale perché è una cosa artificiale, è un materiale artificiale che hanno chiamato Jekyll. E vi cercherò di spiegarvi un po'. Allora, il gecko, scusatemi scritto in inglese, ma è l'unica roba che ho trovato, in modo semplice. Il gecko ovviamente ha i piedi. I piedi hanno la parte finale, il dito. Il dito è formato da una lamella, la quale è ricca di un arrangiamento di setole. La fine della setola c'è una spatola. La fine della spatola è formata da strutture nanometriche. Allora avete l'arrangiamento di setole, la parte finale della setola, e questo è l'ultimo tratto della setola che è a livello nanometrico. Sfruttando questa proprietà di queste strutture nanometriche, il gecko, come voi vedete, rimane appeso alla parete e si può muovere lungo la parete. Il gecko però viene fregato quando piove, perché quando piove essenzialmente perde questi tipi di proprietà di adesione alla parete. Gli americani hanno voluto imitare le proprietà di del gecko in questo modo. Allora, non è complicato. Hanno preso del silicio, ci hanno depositato sopra un polimero, che è quella parte blu. Sulla parte blu del polimero hanno scavato con un fascio di elettroni e hanno fatto quella struttura che voi vedete, piena, vuota, piena, vuota, piena, vuota. Poi cosa hanno fatto? Hanno riempito con un altro polimero questa struttura, cioè che avete il blé sul nero, il nero sarebbe il silicio, avete depositato un altro polimero, poi avete estratto la parte sotto, che sarebbe quella del silicio con il precedente polimero, avete questa struttura che sta a sinistra. Questa struttura sta a sinistra è colonnare e riproduce la forma colonnare delle zampe del gecko. A questo punto hanno preso però un prodotto che crea la cozza, è un nome complicatissimo che non mi interessa, l'hanno depositato sopra e hanno creato quindi un insieme delle proprietà del gecko e della cozza. Questa è la struttura finale che hanno creato, che rappresenta la parte finale del piede del gecko, e sopra ci hanno messo questo materiale prodotto dalla cozza che a livello anch'esso contiene nanoparticelle. Allora hanno provato a vedere l'effetto dell'adesione che è rappresentato qui. Allora
per ogni pilastro, intendendo per pilastro la parte che voi vedete su questa diapositiva, quello lì è il pilastro, cioè l'adesione del pilastro a una parete. E hanno visto che il geco in aria è il primo, che è quello nero, che ha un'adesione circa 40. Il geco in acqua ha un'adesione che è più o meno 5, vedete quello che scende rosso. Quindi essenzialmente il geco, quando c'è acqua, è fregato. Questo nuovo animale, che hanno chiamato Jekyll, ha un'adesione che voi vedete arriva a 120 e anche in acqua rimane un'adesione intorno a 90. Cioè si è creato una struttura chiaramente artificiale che raccoglie le proprietà del geco e della cozza, che ha un'adesione che è circa 10 volte, non 10 volte, dico 3 volte quella del geco naturale, però l'importante è che è in acqua. La cosa importante è che il geco, ovviamente, quando gira va a consumare ovviamente la parte inferiore della zampa, però è un animale, quindi ricostruisce poi nel tempo, quindi il geco mantiene le sue proprietà, mentre un materiale artificiale, via via che uno lo attacca, stacca, poi perde. Invece questa, anche per tempi molto lunghi, mantiene le proprietà. Bene, ci sono altri animali che in acqua, per esempio ci sono dei molluschi, i quali hanno dei denti attaccati a una specie di lingua, che sono dei denti che contengono nanoparticelle che gli dà una durezza particolare, e questi molluschi girando riescono a raschiare, sono erbivori, l'erba dalle pietre per nutrirsi. Anche questo nel caso è stato studiato, e anzi si è avuto delle idee per fare nuovi tipi di materiali, cioè la presenza di nanoparticelle su questi denti attaccati alla lingua del mollusco determina delle proprietà di raschiature notevoli. Bene, passiamo un po' all'arte. Voi vedete questo vaso, che è il vaso di Licurgo del IV d.C., che voi vedete che cambia colore. Lo vedete verde, lo vedete rosso. Bene, non è che lui quando stia là cambia colore, è la questione è che se voi lo guardate con la luce da fuori è verde, se lo guardate con la luce da dentro è rosso. Cioè è diverso il colore del vaso secondo che è visto in luce riflessa o in luce trasmessa. Licurgo era il re dei Traci, il quale a un certo momento ha saputo che c'era una festicciola organizzata da Dioniso. E allora è andato là a vedere un po' e ha visto una fanciulla, una certa Ambrosia, e ha cominciato a inseguirla, perché voleva salutarla ovviamente. A questo punto questa è scappata, lui è corso dietro, a un certo momento Ambrosia stava per essere presa dal Licurgo e ha invocato la madre, la quale madre era la terra. Allora la terra si è aperta e ha inghiottito Ambrosia. Quando Ambrosia si è trovata salva, ha detto alla madre terra: però adesso mi voglio vendicare. Allora la terra dice: va bene, la trasforma in una vite, la quale vite si avvolge attorno a Licurgo e lo soffoca. Questo tipo di vetro contiene delle particelle delle dimensioni di una trentina di nanometri di oro ed argento. Proprio la presenza di queste nanoparticelle di leghe di raggio di circa 30 nanometri sono quelli che gli determina questo strano colore, perché la particella, il colore della particella è dovuto al fatto dell'assorbimento o della riflessione della luce, cioè la luce riflessa è complementare a quella assorbita. Quindi quando la luce viene assorbita si vede il colore rosso, quando viene riflessa si vede il colore verde. E questo è il primo esempio, diciamo, reale nell'arte delle nanotecnologie. Qui vi faccio fare il giro attorno al vaso. Questo è Dioniso, che ha la pantera, che era l'organizzatore della festa.
questo è un satiro e vedete un po' di scinta Ambrosia, c'è il satiro che tenta di difenderla da Licurgo, e questo è Pan, che voi vedete che ha il piede allo zoccolo. Bene, nel 1690 un chimico tedesco, un certo Kunkel, senza conoscere ovviamente la resistenza della nanoparticella, sapeva che questo vaso conteneva dell'oro e ha provato a imitarlo mescolando al vetro del cloruro d'oro, e ha ottenuto un vaso che ha le stesse proprietà del vaso romano. I colori chiaramente non sono solo determinati dalle nanoparticelle, perché se voi senza nanoparticelle fate un vaso contenente il cobalto, questo di Roma del 75 d.C., è di colore blu. Però questo non è dovuto alle particelle, è dovuto alla presenza del cobalto. Qualcuno dice che le prime nanotecnologie sono nel tempo dell'Egitto, nel XIV secolo a.C., perché questi vasi si è scoperto che contengono delle particelle di antimoniolo di calcio, le quali semplicemente danno un'opacità al vetro. Però, sì, insomma, questo è stato molto casuale, perché lo usavano l'antimonio per eliminare il colore verde che avevano i vasi dovuto al ferro. Ecco, il cambiamento di colore a seconda che sia visto in luce trasmessa o in luce riflessa è stato poi sviluppato da Gallet in Francia nel 1900, però non si basa sulle nanotecnologie, semplicemente lui disegnava con degli strati di vetro a diversa proprietà. Allora questo gioco, che è un problema di riflessione e rifrazione, fa sì che a sinistra avete il vaso quando è visto in luce riflessa, e a destra, che avete un altro aspetto, quando voi mettete una lampada all'interno del vaso. Però l'effetto è lo stesso, cioè di cambiare colore a seconda luce riflessa o luce trasmessa, però non si basa sulle nanotecnologie, ve l'ho fatto vedere per curiosità.